Fermata all'Istituto Superiore Pacinotti di Mestre per il denso fumo e l'allarme scattato all'ora di pranzo. Studenti e insegnanti sono stati costretti a evacuare l'edificio. Gravissimo incidente la scorsa notte a Moriago della Battaglia, la perdita di controllo dell'auto e lo schianto contro un albero. 3 i ragazzi feriti, uno di loro in fin di vita. Cordoglio nel Veronese per la morte in Angora del 35enne Luca Falcone. Dopo aver perso una gamba in un incidente aveva fondato un'associazione per donare protesi ai bimbi vittime di guerra. La presentazione al Teatro di Padova del libro di Gino Cecchettin dedicato alla figlia Giulia, emozione quando il papà ha raccontato della telefonata di Papa Francesco. Il caso Darè, domani il direttivo regionale della Lega. Contro la sua espulsione si schiera uno dei componenti, il padovano Marcello Bano, che dice guai a espellerlo, venderemo cara la pelle. Più di 262.000 euro è una bolletta della luce da record, quella che si è visto recapitare il titolare di una piccola gioielleria di Piazza San Marco, che ora si è rivolto ad un avvocato. Si è conclusa la bonifica della fabbrica dei veleni di Pernumia nella Bassa Padovana, una vicenda che durava da 20 anni. Mattinata partiti gli ultimi 2 carichi di rifiuti pericolosi. Giornata europea dei giusti dell'umanità. Nel giardino di Padova piantati 3 nuovi alberi per altrettanti giusti, tra loro anche l'ex vescovo di Trieste, Monsignor Santin, che salvò tante vite dalla risiera di San Sabba. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque apriamo con quanto accaduto questa mattina all'Istituto Superiore Pacinotti di Mestre, dove si sono vissuti attimi di paura a causa del denso fumo e dell'allarme scattato. All'ora di pranzo evacuati studenti e docenti, per fortuna si è trattato di un guasto al sistema antincendio. Il fumo, la paura, scatta l'allarme con il suono delle sirene, il sistema antincendio inizia a sparare polvere bianca e il panico. Si parla di una deflagrazione a scuola. L'Istituto Superiore Pacinotti di Mestre evacuato. Sono le 13, c'è il fuggi generale di studenti, professori, impiegati e personale scolastico. È successo che stamani un nuovo impianto antincendio che è stato montato in questi giorni nella scuola si è attivato, causando anche un procurato allarme. Fortunatamente non c'è alcun rogo, ma si tratta di un guasto, un'anomalia del sistema antincendio, con l'allarme partito dalle aule vicine alla biblioteca. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, carabinieri, delle volanti, della polizia, dal vicino commissariato. Fortunatamente non è successo nulla, non ci sono stati incendi, non ci sono stati cortocircuiti, ma i ragazzi sono usciti secondo le procedure, secondo quelle che sono le classiche prove di evacuazione. Sono venuti i vigili del fuoco. Il fumo, generato dall'erogatore di spegnimento automatico, è a base di sali di potassio che in caso di incendio in ambienti particolarmente delicati ha il vantaggio di limitare i danni. Probabilmente un difetto di impianto o qualcosa che lo ha attivato, ma di cui non siamo riusciti a comprenderne le cause. Faranno ulteriori accertamenti per vedere di che cosa si tratta. Ci spostiamo nel Trevigiano per il gravissimo incidente stradale accaduto la scorsa notte a Moriago della Battaglia, la perdita di controllo dell'auto e lo schianto contro un'auto. Il bilancio è di 3 giovani feriti, uno è in fin di vita all'ospedale. Il proprietario con la sua finestra finché qua barriera la portava all'elicottero, no? È in fin di vita all'ospedale Cafoncello di Treviso il 25enne residente a Moriago della Battaglia, rimasto ferito dopo l'impatto violentissimo contro un albero in via degli Arditi. Da poco passata l'una di notte, la pioggia, la strada buia, una curva a S. Il 25enne era in macchina, una Peugeot 208, seduto sul lato posteriore della vettura con altri 2 amici coetanei, tutti di Moriago della Battaglia. Il terreno sdrucciolevole si ipotizza all'alta velocità, le cause della perdita di controllo dell'auto dei 3 ragazzi. Prima l'impatto con una pianta da frutto, poi circa 50 metri più avanti con uno dei tanti alberi che costeggiano la strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica, ma le serie condizioni in cui si trovava il 25enne hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Feriti, ma in modo più lieve, gli altri 2 amici seduti davanti. È una strada secondaria, non è illuminata, ma anche perché conduce a poche case sparse qui nei dintorni e soprattutto questa nostra isola naturalistica che si chiama Isola dei Morti, dove la gente va per appunto trascorrere momenti di svago, spesso vanno a piedi lungo questa strada che
abbastanza stretta e quindi l'invito è sempre quello ad andare piano perché le insidie sono sempre purtroppo dietro l'angolo. Ragazzi conosciuti nel piccolo paese di 3.000 abitanti, amici che probabilmente al rientro da una serata passata insieme stavano accompagnando a casa il 25enne rimasto gravemente ferito, dove abita con i genitori e i fratelli a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incidente. Una strada, via degli Arditi, dove, dicono i residenti, si tende troppo spesso a spingere sull'acceleratore. Specialmente di notte è una specie di strada qua. Alberi, quelli ai bordi della via, che sono stati piantati circa 23 anni fa in occasione delle nascite dei bambini nell'anno in cui sono stati messi a dimora. È il primo grave incidente che si verifica su questa strada e che quindi spero che non ne succedano altri. Spiace appunto che un simbolo così bello, un ricordo così bello poi possa venire accomunato a una disgrazia. Speriamo che non sia tale, io mi auguro questo. Domani pomeriggio nel santuario di San Gabriele a Bovolente i funerali di Sara Burattina, la quarantenne uccisa dall'ex compagno. In chiesa questa sera la veglia di preghiera. Ieri sera invece al Teatro Verdi di Padova Gino Cecchettin ha presentato il suo libro dedicato alla figlia Giulia. Emozioni in sala quando Gino ha raccontato della forza che lui insieme ai figli trova ogni giorno per andare avanti, ma anche della telefonata di Papa Francesco. Lei era quella che ti dava forza per andare avanti, per fare le cose che normalmente magari ti dava fastidio fare, no? Un libro scritto con la forza di Giulia e per tutte le Giulie che si potranno salvare grazie a questo racconto. Gino Cecchettin, davanti alla platea del Teatro Verdi di Padova, ha presentato il suo libro Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia. Gino è un padre che affronta il suo dolore perché ha capito che Giulia, la sua Giulia, è diventata un simbolo riconosciuto in Italia e anche all'estero, che ha scosso le coscienze nella lotta contro la violenza alle donne. Ricevo un sacco di telefonate, questo significa che ci sono un sacco di situazioni critiche di donne che non posso aiutare. Questo è un dato di fatto, perché io non ho competenze per poter aiutare chi è in difficoltà, però mi faccio da tramite e quindi passo il contatto a un professionista. Ho avuto modo di conoscerne tanti, o di associazioni che sono o nel nostro territorio o nella zona vicino a chi mi chiama, per cercare di aiutarle. In sala anche Davide ed Elena, gli altri figli. Gino ha ringraziato proprio Elena per avergli aperto gli occhi sul concetto di patriarcato. Oggi tutti insieme ricordano ogni giorno Giulia, con aneddoti che fanno sorridere ma non cancellano il dolore. Gino Cecchettin poi parla dei doni che ha ricevuto dopo la morte della figlia, come una telefonata di Papa Francesco ricevuta attraverso Monsignor Zuppi, presidente della CEI. Ti passo il Santo Padre. Per quanto uno non ci creda, ma comunque lui rappresenta 2 miliardi di persone. E quando senti le parole, senti 2 miliardi di persone che ti danno una pacca sulle spalle, che ti sostentano, e quello aiuta. Il libro Cara Giulia è stato scritto insieme allo scrittore veneziano Marco Franzoso. I proventi andranno a sostegno della fondazione che sarà dedicata a Giulia. Abbiamo già individuato quelli che saranno i piani d'azione, quindi saranno quelli di aiutare delle associazioni già presenti nel territorio e quindi di essere operativi fin dall'apertura, di fare formazione, quindi non io, diciamolo subito, ma anche lì team di professionisti, magari psicologi, avvocati, criminologi, gente che possa andare per le scuole e chiaramente fare dei seminari per insegnare l'affettività e altri temi che possono essere utili per combattere la violenza. Poi borse di studio e vorremmo arrivare anche alla creazione di case rifugio. È morto in un incidente stradale in moto in Angola Luca Falcon, 35enne veronese, che nel 2020 aveva fondato insieme alla moglie Giulia Trabucco Karma on the Road, associazione no profit impegnata nella raccolta di protesi usate o dimesse che poi venivano riutilizzate per dare un'opportunità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare bambini africani vittime della guerra. Falcone è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion, almeno questa la ricostruzione
ricostruzione dell'incidente. Già nel 2016 era stato vittima di un gravissimo sinistro in moto a Verona, nel quale aveva perso una gamba, ma proprio allora aveva deciso di fondare l'associazione per aiutare persone nelle stesse sue condizioni. I familiari sono in contatto con l'ambasciata d'Italia in Angola per le operazioni di rimpatrio della salma. Più di 262.000 euro, quanto ammonta la maxi bolletta della luce, quella che si è vista recapitare il titolare di una piccola gioielleria in piazza San Marco a Venezia, che ora si è rivolto ad un avvocato. Come ha reagito quando ha aperto la busta e ha letto quella cifra? È una reazione che uno ci rimane male. Rimanerci male è una reazione ancora molto composta rispetto alla cifra in ballo: 262.348 euro e 4 centesimi, e da pagare anche in fretta entro il 12 marzo. Non stiamo parlando della bolletta della luce di un'industria, ma della bolletta della luce arrivata, anzi piombata come una doccia fredda, su una gioielleria di una quindicina di metri quadri sotto le procuratie vecchie di piazza San Marco. Visto la grossa cifra e il grave problema, sono seguito da un avvocato che speriamo risolva la situazione per il meglio. La bolletta record è la punta clamorosa da Guinness dei primati di un iceberg, di una situazione che per Gianmaria Tiozzo era iniziata a cambiare dopo un'altra visita del postino, con una lettera che annunciava la fine del cosiddetto mercato tutelato dell'energia. Mi è stato detto che questo gruppo aveva vinto l'appalto e io sarei stata assegnata a loro. I primi mesi le bollette erano molto alte, perché non avendo un vero contratto loro non avrebbero potuto farmi un prezzo concorrenziale, ma il prezzo che loro reputavano del mercato tutelato. E già i primi 2 mesi sono passato da 700 bimestrale a 2.500 euro di 2 mesi. Le bollette sono rimaste alte anche dopo il contratto, circa il doppio di prima, da 350 a quasi 800 euro al mese, dice Gianmaria, cifre che peraltro non collimavano con l'autolettura del contatore. Mi è stato detto che la mia lettura non era buona, perché secondo le loro stime di studio del loro ente la mia lettura era troppo bassa, e perciò ci sono voluti diversi interventi per farla risultare corretta. Poi però è arrivata la famosa bolletta. È arrivata questa bolletta che si risolverà tutto, la storneranno, però intanto è arrivata. E poi dicono conguaglio, non conguaglio, è tutta una cosa molto dubbia e difficile. La politica con il caso Darè, domani in direttivo regionale della Lega. Contro la sua espulsione si schiera uno dei componenti, il padovano Marcello Bano, che avverte: venderemo cara la pelle. Un militante che sbaglia a dire una frase, è giusto insomma, che venga ripreso, ma da qua mandar via un militante che ha dato la vita a 32 anni sul partito, sul movimento, non esiste. Il provvedimento disciplinare da comminare all'europarlamentare trevigiano Gianantonio Darè per aver dato del cretino al segretario federale Matteo Salvini spacca la Lega, e in direttivo regionale si annuncia, stando alle parole del sindaco di Noventa Padovana, una vera e propria battaglia. Venderemo cara la pelle domani. Sono assolutamente ottimista che porteremo a casa il risultato. Nella Marca più d'uno spezza una lancia a favore di Darè, che ha sbagliato nei modi, dice il sindaco di Castelfranco Stefano Marcone, ma ha posto questioni che meritano una riflessione. Il sentiment, confermato poi anche ieri sera dal sondaggio, io ho seguito anche la trasmissione della base, è che per certi aspetti alcuni temi toccati, seppur in maniera forte, trovino condivisione nella base della militanza della Lega. Quindi l'auspicio mio è che ci si confronti e che non si scelga di espellere Gianantonio Darè. Punire Darè potrebbe essere controproducente per un partito in crisi, continua Marcon. D'altro canto, stando ai sondaggi, lo sarebbe anche candidare Salvini alle europee. L'unico partito che perdeva 1,5 punti con il leader candidato alle europee è il nostro, e questo ha indotto a fare una riflessione. Molto più duro il padovano Roberto Marcato, che lascia poco margine alla discussione sul caso Darè. Se qualcuno avesse dato il cretino a lui quando era segretario di partito, che cosa avrebbe fatto Darè? Avrebbe fatto la stessa cosa. Non sono un membro del direttivo regionale, però obiettivamente l'offesa è imperdonabile. In Lega siamo tutti utili, ma nessuno necessario.
Si è conclusa oggi la bonifica della fabbrica dei veleni di Pernumia nel Padovano, una vicenda che durava da 20 anni. Gli ultimi 2 camion che escono dalla CNC di Pernumia fanno calare il sipario su una vicenda durata oltre 20 anni e che ha segnato profondamente la bassa padovana. Con gli ultimi 2 carichi di rifiuti pericolosi è stata disinnescata la potente bomba ecologica. Ora, a testimonianza di questa lunga vicenda, rimangono solo i muri dell'ex fabbrica dei veleni. La bonifica era iniziata nel giugno del 2021 e in 2 anni e mezzo sono state smaltite 54.000 tonnellate. Complessivamente stiamo parlando di 46.000 tonnellate per un costo complessivo che è costato alla comunità di 15,7 milioni di euro. In totale 20 anni. Ecco, questa è la storia della CNC. Permettetemi però, visto che ci siamo tutti, perché questo è stato un lavoro davvero di squadra enorme, perché interventi come questi basta che qualcosa non funzioni perché si comprometta tutto l'iter. 15 milioni e 700 mila euro il costo dell'operazione per la comunità di Pernumia. Questa giornata rappresenta la voglia di rinascita di un sito che per anni ha suscitato rabbia e paura. 20 anni di sofferenze, 20 anni che il comune di Pernumia ha sofferto per questa calamità. Spero con questo venga rivalutato e venga rimesso per il vero valore che il comune ha e non per un'associazione a una fabbrica di veleni. La vicenda inizia nel 2000 dopo le segnalazioni degli abitanti della zona preoccupati per il tipo di rifiuti che venivano stoccati nel capannone di Via Granze. Siamo rammaricati che in questi anni non sia mai emersa la responsabilità chiara di chi ha prodotto questa situazione e dobbiamo avere anche un approfondimento per capire quali possono essere stati anche i danni in termini di infiltrazione, in termini di inquinamento delle falde, eccetera, che può essere stato prodotto dalla presenza di queste migliaia di tonnellate di rifiuti tossico-nocivi all'interno di questo capannone. L'azienda CNC continuò a operare fino al 2005, quando i carabinieri forestali, su disposizione della magistratura, posero sotto sequestro il capannone, ma i responsabili dello scempio sparirono, lasciando il sito pieno delle montagne nere di rifiuti che oggi finalmente sono state eliminate. In occasione della Giornata Europea dei Giusti dell'Umanità a Padova, nel giardino dedicato ai giusti nel mondo, sono stati piantati 3 alberi per 3 nuovi giusti. Signore Gesù, su queste anime, e li hanno di tutti i giusti, la tua clemenza misericordiosa e la tua benedizione. E sii tu, Signore, nei nostri cuori, perché abbiamo ad imitare queste icone e guardarle per essere anche noi uomini e donne giuste nel nostro tempo. 3 nuovi alberi nel Giardino dei Giusti del Mondo di Padova in memoria di Beatrice Rohner per il genocidio armeno, Filiberto Ambrosini e Monsignor Antonio Santin, che fu vescovo di Trieste per il genocidio ebraico. Le vite e le gesta di questi 3 giusti che si sono prodigati per il prossimo, mettendo in salvo vite umane dei perseguitati, ricordati attraverso i germogli di nuove piante. Abbiamo superato i 100 alberi ormai, è una cosa molto importante, credo, ricordare quello che ha fatto le persone, che non sono votate alla tappata, ma hanno dato spesso la loro vita per proteggere o per salvare ebrei, armeni, per cui è veramente una cosa importante. Presenti a Padova anche i nipoti di Monsignor Santin, il vescovo di Trieste, che affrontò Mussolini e si prodigò in prima persona per far liberare cittadini incarcerati nella risiera di San Saba. Bei ricordi di mio zio e soprattutto ho saputo che praticamente il giorno della sua morte i primi ad accorrere sono stati il rabbino di Trieste. Questo vuol dire che insomma la riconoscenza era grande. È stato sempre fino alla fine lui un uomo di polso e di diritto, per cui diciamo si capisce che l'abbia fatto, perché lui non aveva padroni, sì, solo Dio. Piantare un albero sottolinea l'idea di salvezza che i giusti con le loro gesta hanno donato ai perseguitati, consentendo loro di poter vivere e testimoniare il bene ricevuto davanti alle nuove generazioni, come ha spiegato il professor Giuliano Pisani del comitato scientifico che seleziona i giusti da inserire nel giardino di Padova. I nostri ragazzi hanno bisogno soprattutto di esempi, di persone che hanno saputo dare nel corso della loro vita
prova di essere persone attente alla responsabilità, la responsabilità di aiutare chi soffre. In occasione del 514° anniversario dall'apparizione della Madonna, Giovanni Cigana, Antenna 3 trasmetterà sabato 9 marzo 2 speciali dirette dalla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Alle 10 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Genova Marco Tasca con la comunità di Ceggia che offrirà l'olio per la lampada votiva della Madonna. Alle 18 sempre in diretta il pellegrinaggio della città di Motta di Livenza e alle 18:30 la Messa presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. E con questa notizia termina l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone con tempo relativamente e parzialmente più stabile. Il dettaglio di giovedì 7 marzo. Sul Veneto nuvolosità variabile alternata a tratti di sereno anche significativi. Non sono escluse tuttavia locali e deboli precipitazioni specie su Bellunese, Trevigiano, Padovano e Vicentino. Altrove sarà in genere più asciutto. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà in genere sereno o al massimo poco nuvoloso. Sarà più asciutto sulle zone costiere, altrove nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi. Temperature minime sui 4-7 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà abbastanza soleggiato, presenza di nubi basse al primo mattino. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.